Corriere del Veneto, 2 gennaio 2021. Pandemia, la morfina sul lavoro. Dopo il picco con 875 fiale per il V-Day di domenica 27 dicembre 2020 e il furgone del giorno dopo con 38.025 unità, entro fine gennaio 2021 in Veneto arriveranno 200.000 kit di vaccino anti-Covid. Il merito va alla comunità scientifica internazionale, che in pochi mesi ha trovato una soluzione efficace per fermare la pandemia. Ad onor del vero, c'è anche il contributo di altri, quello dei copiosi investimenti che hanno finanziato ricerca e sperimentazione, quello, del tutto inaspettato, delle divisioni geopolitiche che hanno sostenuto la corsa per diventare il paese del primo vaccino anti-Covid-19, quello delle imprese, consapevoli che il first mover con un proprio vaccino sul mercato entra nella storia e diventa un global brand. Poi c'è il fine lavoro del team che ha ideato la strategia di comunicazione, un nome, V-Day, e una data, 27 dicembre 2020, per celebrare il primo giorno di vaccinazione e unire quasi tutta l'Unione Europea, che evocano simbolicamente il D-Day del 6 giugno 1944, con uno sbarco in Normandia che accelerò la fine della guerra mondiale. E poi c'è la narrazione mediatica dell'arrivo sotto scorta in Italia delle prime 9.750 fiale, distribuite in tutto il paese con 5 aerei, 2 dell'aeronautica, 2 dell'esercito e 1 della marina, 60 autoveicoli e circa 250 militari. Infine c'è Uniti per il vaccino, la brillante idea di Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, che propone ai leader politici italiani di fare una foto collettiva per promuovere la vaccinazione volontaria di massa. Se sul fronte del vaccino si sono palesate delle convergenze parallele tra strategie, azioni e comportamenti di attori molto diversi che ci porteranno fuori dall'emergenza sanitaria, su quello della coesione sociale e del futuro di lavoro e imprese, queste convergenze sono meno visibili. A giugno 2020 abbiamo perso le tracce sia delle 102 idee per il rilancio dell'Italia, sia della task force di Colau. Il 26 agosto 2020 su queste colonne predicevamo l'arrivo di un autunno fragile e i fatti ci hanno dato ragione, perché nei mesi successivi abbiamo visto sia le famiglie in precario equilibrio tra scuole aperte a singhiozzo e abitazioni adibite a luogo di lavoro a distanza, sia le imprese in bilico sul crinale della curva dei contagi tra zone gialle, arancioni e rosse. Dopo un autunno fragile è arrivato un inverno sotto morfina. Il decreto ristori del 27 ottobre 2020 allevia in parte le sofferenze delle imprese e attutisce il colpo del lockdown a singhiozzo, versione autunno-inverno 2020. Il sempre più lungo e variegato elenco di bonus promette di portare sollievo in numerose parti del corpo sociale ed economico. La legge di bilancio 2021 rinvia la percezione dei dolori sul mercato del lavoro, prorogando di 12 settimane la cassa integrazione Covid ed estendendo al 31 marzo 2021 il blocco dei licenziamenti per motivi economici. Le misure adottate dal governo hanno un effetto analgesico differenziato e temporaneo. Nelle note Covid-19 del 16 novembre 2020, la Banca d'Italia stima che le politiche introdotte dallo scoppio della pandemia abbiano evitato circa 600.000 licenziamenti di persone con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Nella nota del 28 dicembre 2020, il centro studi Confcommercio dice che, nonostante gli interventi del governo, nel corso dell'anno nei soli comparti del commercio e del terziario di mercato hanno chiuso 391.645 attività, di cui ben 225.711 a causa proprio del Covid-19. Da aprile 2021 c'è la certezza di avere almeno 1 milione di nuovi disoccupati senza tutela e sostegno, a cui aggiungere le centinaia di migliaia di persone con forme contrattuali meno stabili che in alcune filiere come cultura e spettacolo, ospitalità e turismo, benessere e sport raggiungono cifre ragguardevoli. A questa gente non possiamo chiedere di aspettare i tempi della politica che si accordi su come allocare i fondi del Recovery Plan. Garantiamo a queste persone un sostanzioso sussidio temporaneo in cambio della piena disponibilità fin d'ora a farsi fare un bilancio di competenze e a colmare l'eventuale gap rispetto agli scenari della società e del lavoro post-pandemia. Sarà questa la migliore agevolazione anche per le imprese. Per tornare a star bene ci servono ma non ci bastano le fiere di vaccino, perché la nostra Repubblica tutela la salute ma è fondata sul lavoro.